We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Bentrovati, Chiacchiere Caffè, nuova puntata, nuovi ospiti. Ogni giorno vi raccontiamo molte cose, anche diverse tra loro, ma tutte curiose e interessanti, o almeno noi le reputiamo tali e le scegliamo proprio per raccontarvele e per farvele conoscere. Cominciamo questa puntata nella prima parte con due giovani creativi, lavoratori del mondo del lavoro web 2.0, ecco, perché di questo si tratta. Io li saluto subito, Nicola Bazza e Alessandro Biggi, benvenuti. Intanto, bentrovati. Bentrovati. Allora, i ragazzi, Nicolò e Alessandro, ci racconteranno un progetto che si chiama 20 Line, di cui loro oggi sono un po' portavoci, ma che poi dietro ha altri ragazzi, insomma, siete 7? Siamo in 6, sì. 6, ecco. E quindi li salutiamo, e anche gli altri 4, ma per motivi di spazio oggi vi rappresentano Nicolò e Alessandro. Non è semplicissimo da capire, ma poi, se ce lo spiegano con calma, diventa anche facile. Allora, io non so se mandare subito il video, Alessandro, o vuoi dire due parole di presentazione? Cosa dici? Ma allora intanto posso entrare a introdurlo, poi Sì, dopo dai, facciamo vedere il video. sì. Praticamente Raccontaci cos'è. cerca di essere il più semplice e chiaro possibile, visto che ci devono capire un po' tutti a casa. Un'idea molto Anche creativa, perché ma poi alla così fine se capiscono magari partecipano. Assolutamente, ecco. anzi, lo speriamo, insomma. Esatto. E allora, 20 Lines è una piattaforma di editoria digitale che ha l'obiettivo di trasformare quelli che sono due atti individuali come scrittura e lettura in un'esperienza sociale e collaborativa. Come lo facciamo? Dando la possibilità agli utenti di co-creare delle storie brevi che sono composte da più sezioni di massimo 20 righe ciascuna. La cosa bella è che tutte queste sezioni possono essere riscritte dagli utenti, così che per una stessa storia si creino infinite trame. Sono poi gli utenti stessi a votare, commentare e condividere le varie sezioni, al fine di diciamo, decidere, quindi determinare quella che è la loro combinazione preferita. Questa sarà quindi poi la storia finale, che verrà poi pubblicata da noi sotto forma di ebook e distribuita appunto in maniera digitale su mobile, su tablet. E su tutte queste piattaforme multimediali. Alessandro, quindi mi sembra di capire che il vostro intento, l'obiettivo è quello di unire quelle che sono le esigenze un po' di chi un libro lo scrive, di chi ha voglia di leggerlo, di chi magari non si sente scrittore ma vorrebbe un po' collaborare, degli editori, un po' tutte queste... Esattamente, un po' l'idea proprio di rinnovare quello che è il panorama dell'editoria moderna, mettendo al centro proprio quelli che sono gli attori principali, quindi togliendo diciamo, il potere agli editori per certi versi e dandolo a quelli che sono proprio gli autori e i lettori stessi, che possono quindi creare collaborativamente dei contenuti e invece i lettori decidere quelli che sono i contenuti migliori e quindi contribuire anche loro in prima persona al processo editoriale. Insomma. Al processo editoriale. Allora, i ragazzi di 20 Line hanno creato un video molto veloce ma anche molto incisivo che ci racconta un po' questo progetto, questa idea e ve lo mostriamo. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, 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 yeah. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. Va bene, so che vi starete pensando, io non ho capito moltissimo, però è perché loro ce l'hanno in testa e poi ci stanno lavorando anche da un po' di tempo ormai, però torniamo un po' indietro, Alessandro o anche Nicolò, poi decidete, insomma. Facciamo un processo proprio basic per chi ci sta ascoltando. Certo. Ok, partiamo con una nuova storia, come funziona? Tu puoi scrivere per esempio l'incipit della storia. Ok, io scrivo l'inizio Diciamo, esatto, in queste tipo, 20 righe. Esatto, prime 20 righe. Le prime 20 righe. Esatto, un giorno a chiacchiere e caffè, per esempio, Esattamente. che deve essere appunto di massimo 20 righe. Dopodiché, se a me piace questo tuo incipit, posso decidere di proseguirlo, aggiungendo la mia parte, sempre di massimo 20 righe. Dopodiché tocca a Nicolò. Se a Nicolò piace la tua parte e la mia parte, allora lui può decidere di proseguirlo a sua volta, scrivendo la terza sezione, sempre di massimo 20 righe. Se però invece a Nicolò non piace la mia parte, ma piace il tuo incipit,
allora lui può decidere di riscrivere la mia parte, quindi dando vita a un nuovo ramo della storia. In questo modo tutti gli altri utenti che arriveranno possono poi decidere se proseguire quella che è la tua e la mia storia, oppure quella che è la tua e quella di Nicolò. E quindi dando Questa cosa vita mi a piace tante molto, alternative intanto io ho diverse. già deciso che ci proverò. E quindi siccome ho deciso che ci proverò, Nicolò, fisicamente cosa devo fare? Mi devo iscrivere al vostro sito oppure cercarvi nelle piattaforme dove siete presenti? Beh, quella è la prima cosa, nel senso che registrarsi su www.ventilin.es, Lo quindi vedete 20 anche in Lines. sovraimpressione sotto Esatto. ai nomi dei nostri È la prima, baldi giovani. è la prima cosa, il primo passo per entrare a far parte della community di questi Mhm. 20 Liners, appunto, che sono i nostri autori. Che sono già quanti? Già circa 3.000. Già circa 3.000, quindi Sì. la comunità si Abbiamo sta... circa 3.000 autori e più di 20.000 lettori. Cresce. Più di quindi- 20.000, Sì. perché in realtà ci sono anche solo i lettori. Assolutamente vero. I trend di crescita della community sono veramente elevati Esponenziali. e costanti. Ok, ci registriamo in 20 line, anzi 20line.es, che è come Esatto. lo vedete scritto. Esattamente, ventilin.es. Esattamente. Esatto. Io continuo a dire 20, portate No, pazienza. no, Benissimo. è giusto, giustissimo. è giusto dire 20, però per dirlo sempre in Esatto, numero. hai detto 2-0, proprio non sa mai. Esattamente. Che non ci confondiamo. E quindi ci registriamo Esatto, e ci troviamo registriamo. le varie... Troviamo le varie storie che sono anche suddivise per giorni, nel senso che oggi per esempio si può risalire al giorno 24 novembre, Mhm. si clicca su 24 novembre, o meglio si vede la prima storia in sovraimpressione, dopodiché si vede che su quel giorno sono già calendarizzate Mhm. 6 storie, mettiamo, quindi aprendo quella sezione si possono trovare poi tutte le altre. È possibile anche vedere fino a che punto sono state continuate le storie, e si può di conseguenza scegliere quella che più interessa e, come aveva già spiegato bene Alessandro, scegliere quali nodi continuare oppure riscrivere, ma l'interfaccia è molto intuitiva, molto, molto chiara. Molto semplice. E vi chiedo, c'è un tempo massimo, poi questa storia rimane online e quindi anche modificabile e interattiva per un 20 massimo. giorni, Sempre 20, giustamente, sì. avete scelto la quadra. tutto Non è ci scelto sbagliamo. ad 20 hoc, giorni quindi rimane e- 20 giorni e dopo i 20 giorni si tirano le somme. Come si tirano queste Esattamente. somme? Beh, è tutto fatto dalla community, quindi appunto la combinazione, la trama, diciamo, che avrà preso il maggior gradimento da parte dei lettori, verrà poi pubblicata sotto forma di book. Perché appunto dicevamo, si creano tante trame diverse, sono i lettori che scelgono quelle che preferiscono, e appunto quella finale che ha raccolto il maggior numero di voti viene poi pubblicata. E posso chiedervi di cosa avete scritto fino a questo, che cosa è stato scritto fino a questo momento? Beh, proprio perché è la community che fa le storie, gli argomenti sono i più vari. Abbiamo, in occasione di Halloween abbiamo calato noi dall'alto questa proposta di storie da paura, il gioco di parole scelto di quelli di Alessandro, che quindi era tematico, diciamo più sul thriller, e sull'horror anche volendo, certo. Si può scrivere di tutto su tutti i line, si può parlare anche di fantasy, di commedia, tutti i Adesso, generi attualmente, mainstream. se noi facessimo un accesso ora, quali storie ci troviamo a poter... Sicuramente, allora, al momento si parla soltanto di narrativa, quindi appunto sono tutte storie brevi, divise in diversi generi, quindi che può essere, come diceva lui, horror, thriller, ma anche, non so, un sacco di storie d'amore ci trovano su 20 Lines, Davvero un tante. sacco di Ce ne avventure, sono tante quindi al fantasy, momento ancora aperte. tantissime storie aperte. Ah, sì, ah, sì. ah. Noi ogni giorno riceviamo, insomma, attive in totale abbiamo circa 1.000 storie. Caspita, E sono veramente pubblicate tante, ne abbiamo non circa pensavo, devo essere 150. sincera, No, mi no, no. perdonerete. Ah, no, sì. Però è bello scoprire che invece sta avendo un buon riscontro, quindi ecco, assolutamente. di Nicola. Sì, no, avevo detto che è anche il frutto del duro lavoro del team che Immagino, di promozione. Alessandro appunto e gli altri hanno lanciato già a metà maggio il Salone del Libro di Torino, ha avuto una grande visibilità il progetto, che sono andato a seguirli lì in fiera, è stata una cosa incredibile, uno degli stand Che vi ha più dato una belli tra buona l'altro. visibilità. Sì, è stato Sì, davvero. fantastico. Poi, quando si conclude quindi la vita, diciamo, online della storia e viene pubblicato l'ebook, ognuno può trovarlo poi eventualmente Sì. da Amazon a... Esattamente, allora inizialmente sarà soltanto disponibile sulla nostra piattaforma mobile, quindi un'applicazione per iPhone e iPad che sarà disponibile a partire da gennaio. In futuro le migliori storie saranno anche pubblicate appunto sui principali portali come Amazon, iBooks. Ah, ho capito. E sono gratuitamente Book Republic. scaricabili per Sì, l'utente? sono totalmente gratuite per gli utenti Quindi perché sappiate appunto anche questo, perché poi ci sono si chiede fatte- sempre, ma poi io devo pagare per scaricare l'ebook, la storia invece no. Completamente gratuito. E allora mi verrebbe da chiedervi, ma giusto così per capire che poi queste idee sono sì originali e creative, ma in realtà creano anche business, lavoro, perché altrimenti questi due giovani non potrebbero, insomma, il loro tempo che viene messo
basato quasi esclusivamente su questo progetto, immagino, perché porta via un sacco di tempo. Come si commercializza poi, quindi? Sì, come avete potuto vedere anche dal video, diciamo, noi diamo molta importanza a quelli che sono i contenuti all'interno delle storie, perché appunto riteniamo che le storie siano ricche di dettagli che abbiano una forte valenza commerciale. Faccio un esempio, nel video appunto si mostra una storia che parla dei Beatles e in questa viene menzionata un album che è appunto quello di Sgt. Pepper. Noi tramite la nostra visualizzazione appunto dei dettagli delle storie in maniera appunto multimediale, visuale, rendiamo disponibile per l'acquisto tutti questi dettagli tramite una rete di affiliazioni. Quindi per esempio se io menziono appunto l'album di Sgt. Pepper dei Beatles lo posso anche far acquistare o far acquistare dai lettori tramite appunto il circuito di vendita di principali e-commerce come Amazon. Certo. Posso chiedervi quanto lungo è un racconto? Sono racconti brevi, quindi alla fine di quanti... All'incirca 120 righe, perché 120 righe se no sono circa 3 Ok. cartelle. Avete idea magari in un futuro di aprire anche ad altri generi, insomma, non so, il romanzo un po' più lungo piuttosto che altre forme anche? Certamente sarebbe anche sbagliato precludersi altre vie. È sicuramente uno strumento che si presta poi a molteplici sviluppi, perché no? Certamente. Sì, abbiamo deciso di partire così con le storie brevi perché appunto la collaborazione si presta a esperimenti non troppo lunghi, perché se no si potrebbero creare troppe alternative, sarebbe troppo difficile per il lettore appunto muoversi all'interno delle diverse storie. Ciò non toglie che appunto in futuro si possano creare anche dei libri più lunghi, fatti a capitoli magari, appunto, che per noi adesso sono storie brevi, però potrebbero diventare i capitoli dei libri. Esatto. Quello che già succede adesso che sono appunto le saghe che stanno sviluppando all'interno delle si stanno già sviluppando anche Esattamente. Ci sono dei sequel, quindi, ho capito. Esatto. Ma Alessandro o Nicolò, ma mi pare di capire che l'idea forse iniziale è stata un po' di Alessandro. Come ti è venuta? Cioè, perché poi questo tipo di progetto, cioè la lettura e la scrittura da combinare insieme? Chiaro. Insomma. Beh, allora, diciamo l'idea mi è nata mentre stavo lavorando, io prima lavoravo in società di consulenza, che mi tenevo occupato fino a molto tardi, diciamo che tendenzialmente tornavo a casa verso mezzanotte, l'una, e quindi non avevo mai tempo per leggere, e quindi questo da appassionato lettore, diciamo, mi rodeva abbastanza, quindi mi sono avvicinato un po' al mondo delle storie brevi, non trovandone però di particolarmente interessanti, a parte le classiche favole di Gianni Rodari, eccetera. Quindi ho pensato quale potrebbe essere un modo carino per far creare delle storie brevi e averne quindi per noi lettori sempre di nuove e sempre insomma, interessanti, poter scegliere di quelle che preferiscono. E quindi è nato 20 Lines, è nato insomma. così, Quindi è nato così, poi hai combinando creato un po'. lo staff, il gruppo, ci avete Esattamente, lavorato. ho parlato con gli altri ragazzi e da lì si è creato un team e poi dopo pian piano. Certo. Nicolò, mi pare di capire anche dal numero di autori e dal numero di lettori che ha avuto un buon riscontro, anche perché maggio, novembre sono pochi mesi, quindi la cosa è destinata a crescere anche. Che cosa vi dicono? Che riscontri, che commenti avete avuto, insomma? Beh, i feedback che ci arrivano dagli avuto, utenti sono molto positivi, e molto spesso, cioè la community è anche propositiva, cioè Certo. a volte ci sono delle richieste anche non per forza sulle piattaforme, magari attraverso i social, ci chiedono attraverso Facebook, dicono quando è che implementerete, quindi c'è una partecipazione attiva anche nelle proposte, proprio molto propositiva. E tra l'altro prima Alessandro dimenticava, non so se me lo sono perso io, che la sua idea è anche legata alla citazione di Stendhal, no? Assolutamente. Che è appunto 20 Lines a Day, Genius or Not, perché appunto Stendhal teorizzava che per scrivere il libro perfetto un autore dovesse scrivere non più di 20 righe al giorno. E quindi da lì abbiamo preso anche un po' il nostro format, anche perché appunto 20 righe non sono troppe per la collaborazione, per quello che dicevamo prima, e non sono troppo poche per potersi esprimere. Certo, insomma, per poter chiudere un concetto, insomma, perlomeno. E poi se si pensa, oltre a democratizzare la pubblicazione, quindi semplificare anche comunque la partecipazione dei potenziali autori, diciamo così, al palcoscenico editoriale, è anche uno strumento in più per chi magari ha proprio poco tempo di leggere, appunto, Certo. e magari anche quando sei in viaggio vorresti leggere, ma ti interessa più una storia breve. Questo è uno strumento il metro, molto... appunto, o una volta che uno fungo, va al lavoro, i Assolutamente, pendolari. Esatto, pranzo, esattamente. queste cose qua. Quindi questa è la risposta degli utenti, diciamo così. Economicamente state avendo delle buone risposte, cioè la proposta di collegare poi appunto tutto questo progetto ha anche delle proposte cioè di vendita proprio, di promozione di alcuni oggetti o di alcune realtà che in un certo senso raccontate o pubblicizzate con il libro. Sta avendo un buon riscontro? Allora, anche quello questo? che fino a questo momento non abbiamo ancora inserito appunto elementi pubblicitari e né vendibili all'interno delle storie, perché la
La nostra idea adesso è quella di far crescere la community e quindi cercare di arrivare a una certa massa critica ci permetta poi di avere più potere contrattuale quando andremo a parlare con le aziende. Certo. Quello che però stiamo facendo sono delle storie brandizzate. Quindi stiamo dando, diciamo, il nostro formato di scrittura, appunto con le 20 righe, in utilizzo a brand, marchi, giornali. Tipo, insomma, si parlava anche fuori onda prima, tutto Esattamente, sport, tutto già, sport. tra l'altro citandovi, cioè quindi proprio Sì, esatto, sì, quindi sì, sì. esplicitamente rimandando al vostro progetto. Esattamente. Ce lo racconti in 30 secondi Sì, cosa sì, succede a sì, Tutto certo. Sport? Abbiamo creato un'application Facebook che appunto contiene tutte le funzioni proprietarie di 20 Lines e che è stata lanciata appunto dal giornale attraverso la sua home page, attraverso la sua fan page appunto di Facebook, per far raccontare ai tifosi di Juventus e Torino quelle che sono le loro emozioni in vista del derby che si giocherà domenica. Sì. E lo fanno appunto in maniera collaborativa utilizzando la nostra piattaforma e sta avendo anche molto successo, quindi siamo molto felici. Certo, diciamo che il collegamento anche e la promozione vicendevole, insomma, tra realtà già consolidate come Certo. quelle giornalistiche che abbiamo appena citato può avere un certo, insomma, Sì. anche un certo risultato. Quali obiettivi vi state ponendo adesso? Quindi intanto far crescere la community, abbiamo capito, insomma, e quindi Esattamente. consolidare anche, insomma, questa modalità e questo progetto. Poi nelle Decisamente- vostre menti che lavorano tutto il giorno e tutti i giorni. Decisamente 20 E Lines. intanto creare anche lavoro, penso, perché se insomma la mole di lavoro Espandersi aumenterà, ci sarebbe- sarà bisogno anche di altri collaboratori, quindi questo è Certamente. positivo. Insomma. Chiaro. Infatti ne parlavamo giusto ieri, no, del Esatto. fatto che abbiamo bisogno Sì. adesso di iniziare a capire bene le risorse di cui necessitiamo per poter crescere Certo. e magari valutare anche la possibilità di espanderci all'estero il prima possibile. Certo. Però Sì, non ve sicuramente l'ho chiesto, è solo in italiano per il momento, però insomma Al poi momento questo è uno degli obiettivi, magari assolutamente per sì. esempio. Anche se diciamo Educational. l'obiettivo principale è sicuramente 20 Lines Education in questo momento. Ah, bravo, non l'abbiamo citato, bravissimo. Sì, che Quindi appunto la collaborazione sono- un po' con le scuole, anche per Esattamente. davvero stimolare da piccoli alla lettura, Sì. ci sono tanti progetti per Sì, carità, sì, ma sì. visto che anche i ragazzini ormai davvero sono abilissimi con una smartphone, tablet e quant'altro, Andiamo quindi forse incontro- questo è un modo per avvicinarli. Andiamo incontro ai nativi digitali con un nuovo strumento di esattamente. didattica. Sì, perché l'obiettivo è proprio quello di trasformare la didattica in un'esperienza partecipativa e collaborativa, che è una cosa che Appassionante, quindi, esatto, sì, una cosa no? che diciamo nelle scuole come appunto le scuole medie, i licei, manca perché pensa anche soltanto alla collaborazione. All'università o nel mondo del lavoro si lavora sempre in gruppo, mentre al liceo o scuole medie è rara questa cosa. Certo. Noi offriamo appunto uno strumento che permetta di creare in maniera collaborativa ai docenti e agli alunni dei contenuti appunto didattici per apprendimento, che simula apprendimento in maniera collaborativa. State già Questo- concretamente promuovendola questa cosa, quindi già dal prossimo anno scolastico o già da questo per esempio? Pietro, che è una colonna del nostro team, è in questo momento a Tropea e sta portando avanti l'esperimento in 4 istituti della città in collaborazione col premio letterario di Tropea che ci aveva avvicinato. E sta andando molto bene. Sta andando molto bene. Le voci che ci giungono Anche da i Tropea ragazzi sono quindi hanno ottime. accolto Sì, sì, è stato un grande positivamente. successo perché appunto queste 4 scuole erano 4 scuole superiori, 2 licei, 2 istituti, in cui appunto i docenti hanno scritto l'incipit della storia. L'idea era di scrivere un tema collaborativo in questo caso, quindi poi il nostro format si applicherà anche a altre materie umanistiche come storia, filosofia, però siamo partiti con lettere. Certo, che insomma Appunto i il docenti hanno scritto collegamento l'incipit, esatto. più logico, più Esattamente. intuitivo. E gli studenti poi l'hanno proseguito e diciamo che i feedback degli studenti sono stati entusiasti perché comunque passare per loro 3 ore davanti al computer in laboratorio a fare un'attività assolutamente partecipativa è stato accolto con molto entusiasmo. Lato docenti anche, e questo è molto Certo. piacevole perché erano tanto felici della partecipazione degli studenti e del loro Che entusiasmo. non è mai semplice coinvolgere in Esatto, realtà, esatto. quindi. E poi hanno visto che utilizzare uno strumento di questo tipo può essere veramente una nuova frontiera per monitorare quelle che sono le attività stesse Certo. degli studenti. in E maniera soprattutto semplice. perché lavorando insieme magari uno studente che ha un po' più di difficoltà rispetto ad un altro si sente comunque più stimolato, si Esattamente. confronta, si sente Chiaro. sostenuto. Chiaro. E quindi questo è positivo. Ragazzi, noi abbiamo concluso il tempo perché come vi dicevo vola. Intanto io veramente complimenti perché in questo momento così difficile ci date un segnale chiaro che insomma qualche cosa di creativo ma concreto si può fare. Quindi intanto in bocca al lupo Perfetto, per il crepi il futuro e poi siamo qua quando avete voglia di raccontarci anche come sta andando o i vostri nuovi progetti, insomma noi ben volentieri di Perfetto. racconteremo. Grazie mille. mille, Grazie. approfitto per Aspetta. salutare soltanto i nostri Certo, altri- fai bene, altri fai compagni bene. di team, Checca, Claudia, Pietro, Francesco e tutti gli altri, così
Certo. E tutti Puglia, gli altri, insomma, intanto questi e poi che stanno tutti quelli mandando che- avanti il Esatto, lavoro esattamente. senza stop. L'avete visto anche in sovraimpressione www.20lin.es, li trovate anche su Facebook, su Twitter e su molte piattaforme, quindi cercateli e magari diventate anche voi autori delle vostre prime 20 righe intanto. Esattamente. Esatto. Grazie Alessandro, grazie, Grazie Nicolò. mille. Alla Grazie a prossima, te. noi invece torniamo tra pochissimo nella seconda parte di Chiacchiere e Caffè. Eccoci nella seconda parte di Chiacchiere e Caffè. Abbiamo lasciato Alessandro e Nicolò, due giovani imprenditori creativi che davvero ci danno grande speranza. Io sono molto contenta per il successo del loro progetto e vi suggerisco ancora di andare a sbirciare in www.20lin.es e magari diventare scrittori anche voi di questa startup molto originale. Rimaniamo però in ambito giovanile perché tantissimi sono stati i giovanissimi che hanno riempito il palazzetto e la festa organizzata dall'Azione Cattolica di Padova sabato scorso. Io saluto subito i miei due ospiti, Manuela Riondato e Luca Bortoli, vicepresidenti del settore giovani di Azione Cattolica. Benvenuti. Grazie. A voi. Allora, intanto raccontatecelo, com'è andato questa giornata, quasi 5.000 ragazzi, insomma, Esatto. molti purtroppo sono rimasti fuori, lo sappiamo, ci dispiace, ma vedrete, seguirete gli sviluppi anche sul sito, su Facebook, insomma. Vi è spiaciuto un pochino che siano rimasti fuori? Tanto Ci è vi è dispiaciuto tanto. però anche- insomma è anche un bel segno, mi verrebbe da Sì, dire, sì, no? E allora Manuela, Dreaming Up, svegliati da un sogno, raccontateci anche per chi insomma non è di Padova e non sa com'è stato anche l'iter di preparazione, come siete arrivati a questo convegno che era da un po' di anni che non facevate. Erano 6 anni che non lo facevamo, Esatto. l'ultima festa appunto era del 2006, la 24 ore tutte intorno a te, quindi dopo 6 anni ci siamo un po' rimessi in moto per questo evento che di fatto è rientrato in un cammino di preparazione che anche i giovanissimi hanno accompagnato prima e che faranno anche successivamente alla festa. Esatto. Per cui noi abbiamo cominciato così a pensare a questa festa ancora 1 anno e mezzo fa, buono. Caspita. Sì. Ecco perché il Palafabris era strapieno, perché c'era stata una preparazione. C'è stata una lunga abbondante. preparazione, sì, una lunga preparazione che ha visto un po' i giovanissimi impegnarsi a pensare e a riflettere sul tema del sogno. Quando ne parliamo di sogno non parliamo del sogno come può essere inteso quello che si fa di notte o l'illusione come si suol dire, ma quel sogno, quel progetto che una persona ha, coltiva per la propria vita. Per cui i giovanissimi sono stati impegnati anche soprattutto durante l'estate, attraverso anche un campo scuola che abbiamo creato apposta per loro, che era scaricabile dal sito della C di Padova, e sono stati impegnati proprio ad andare a fondo sui propri sogni, sulle proprie aspirazioni e anche appunto sul proprio rapporto con Dio, che è una delle dinamiche un po' che hanno mosso anche la festa. Certo. Luca, sono ragazzi che sanno sognare, quindi pur attraversando e pur essendo figli di una generazione purtroppo sfortunata o comunque che sta passando un periodo difficile, si può sognare e si può anche essere aiutati a farlo, forse, no? Guarda, più di qualcuno, sentiti così prima della festa, durante la festa, l'hanno veramente interpretata come eccoci qua, noi ci siamo, sogniamo, vogliamo sognare, sappiamo sognare, e questo tra l'altro è emerso in una maniera dirompente secondo me nella scenetta, nella breve pièce teatrale che ha poi così preparato e diretto il professor Ariello, che è stato un po' il là della festa, no? È stata quasi, mi viene da dire, una denuncia dell'estinzione dei sogni, a cui però i giovanissimi non ci stanno in qualche maniera. E più di qualcuno, più che gridare così all'allarme, no? Oppure più che fare la vittima per questa così incapacità di sognare o per questo pericolo che corrono i sogni, ha veramente detto: dateci spazio, c'è bisogno di un sogno, ma che sia un sogno in qualche maniera costruito da noi, con i linguaggi di oggi, con i nostri ideali, con i nostri valori, che naturalmente loro così maturano anche nel percorso associativo, soprattutto nel percorso associativo. Stiamo vedendo anche Ecco alcune qua, immagini esatto, proprio esatto. di questa, Questi sono loro, sì, di questo inizio. proprio all'inizio.
E poi insomma i vari ospiti che avete avuto, è stata un'organizzazione corposa anche la vostra, avevate anche nomi insomma di un certo rilievo che sono venuti a darvi una mano ad animare questi giovani, no? Sì, noi abbiamo deciso un po' di affrontare alcune tematiche come quelle della scuola, quelle dello sport, quelle della musica, in cui i giovanissimi si trovano a vivere, si Scusami, trovano ti interrompo, proprio... eravate veramente tantissimi a vedervi così dalle immagini, proprio tanti, bello. Sì, molto. Per cui abbiamo cercato un po' di affrontare queste dinamiche con ospiti particolari che potessero aiutarci a riflettere. Per la scuola abbiamo avuto Federico Taddia, che è un autore e un presentatore RAI, autore anche di Fiorello, tra l'altro di trasmissioni importanti di Fiorello, ma anche che lavora e ha lavorato e lavora ancora molto nell'ambito della scuola, attraverso anche un programma proprio su Rai Scuola, che è Nautilus. E attraverso di lui i giovanissimi sono stati aiutati a riflettere prima di tutto sull'importanza della scuola e sull'importanza appunto di considerarla come luogo in cui si può costruire il proprio futuro. Si possono mettere insieme quei mattoncini che permettono proprio di crearsi, diciamo così, le condizioni per poter sognare. Poi per quanto riguarda la musica abbiamo avuto come ospiti i The Sun, questo gruppo rock che ha subito, diciamo così, una sorta di conversione durante il loro percorso e ce l'hanno anche un po' raccontato e ci hanno un po' aiutato a capire che cosa significhi sognare attraverso la musica, sognare nel fare musica e nel trasmettere qualcosa, quello che si crede, quello che si sente in profondità proprio attraverso la musica. E alla fine per parlare appunto nell'ambito della scuola abbiamo avuto come ospite Daniel Morandì, campione mondiale di pattinaggio artistico a rotelle, uno sport che magari qui in Italia è poco seguito, ma che appunto lui stesso mi raccontava: appena esco dall'Italia subito mi riconoscono per la strada, e questo è qualcosa su cui dobbiamo anche un po' riflettere, che però ci ha detto di come lui viva la passione dello sport e di come all'interno di questa passione stia anche costruendo la propria vita. Certo. Quindi Luca, il mondo della scuola, il mondo dello sport e il mondo della musica, i tre ambiti in cui i ragazzi spendono un po' la loro giornata. Tornando proprio alla musica e ai The Sun, che erano vostri ospiti, avete proposto anche un concorso ai ragazzi, questo Lip Dub, che mi diceva anche il nostro tecnico Ruggero prima, sta andando molto tra i giovani, insomma, questo creare il video, comunque cantare sopra una canzone già realizzata, e sono arrivati anche 45 video, quindi veramente tanto, una risposta buonissima. Guarda, lì quella è stata, se vuoi, la classica idea estemporanea, che però è quella che dà poi il via a un certo tipo di entusiasmo che si è respirato. Sicuramente il tutto esaurito è anche purtroppo gli 800 ragazzi e passa, insomma, che sono rimasti fuori, e hanno risposto in questa maniera proprio anche grazie al Lip Dub. Cos'è successo proprio in breve? Noi da subito avevamo chiaro che ci voleva un segno di appartenenza alla festa, no? Un riconoscimento forte, e abbiamo deciso di percorrere direttamente la via della musica, no? Per cui abbiamo chiesto a Marco Milan, che è un educatore dei nostri di San Tommaso, di Albignasego, di comporre un inno. Lui è molto impegnato in ambito musicale, eccetera. Composto l'inno molto velocemente, tra l'altro riarrangiato, missato, e l'abbiamo sostanzialmente così reso scaricabile dal sito, chiedendo a tutti gli educatori di creare un momento di grande divertimento e di grande gruppo, se vogliamo, no? Proprio di fare gruppo in maniera dinamica, e facendo questo lip dub, che non significa altro che fare un playback sopra il video, unica carrellata di immagine, niente montaggio, d'accordo? Presa diretta. Presa diretta, questo benissimo, è entusiasmo, divertimento, però in realtà è anche lavoro. Ci sono parrocchie... Anche da pensare prima, no? Infatti, ci sono parrocchie che hanno fatto, di fatto hanno fatto 25 lip dub per averne uno presentabile. Ci sono domeniche intere di lavoro, giornate di lavoro. Però pensate quanta aggregazione avete creato. Esatto, cosa, no? E infatti secondo noi, d'accordo, la risposta alla festa è stata entusiasmante anche per noi, io dico anche commovente, proprio quando è partito l'inno a vedere questi ragazzi con i cellulari a creare scenografia. Però se noi immaginiamo in quanti hanno scaricato il campo scuola preparatorio di cui parlava Emanuele, in quanti hanno fatto il lip dub, abbiamo un'idea di una chiesa viva alla base, nella quotidianità, non semplicemente nell'eventone, ok? Non è solo un'aggregazione magari anche così con dei tratti di divertimento puro, possiamo anche dire di caos in certi momenti. Immagina
5.000 adolescenti certo. dentro Ma tutti insomma, nel è anche palazzetto, giusto che sia esatto. E siccome ci state un po' incuriosendo con questi lip dub, ne vediamo un paio che sono i vincitori, perché poi c'era un vero e proprio concorso, hanno vinto degli ingressi, insomma, al parco divertimenti di Gardaland e poi hanno anche avuto delle segnalazioni, insomma, quindi ci presentate i due vincitori, li vediamo magari in un minuto di lip dub a testa. Sì. Allora, i lip dub che vedremo, uno è il Vicariato di Montegalda. Allora, vediamo questo intanto prima, spiegacelo Sì, un attimo. Sì, Vicariato di Montegalda è un lip dub che ha visto come protagonisti circa un'ottantina tra giovanissimi ed educatori, i quali si sono trovati questa domenica a organizzare in modo anche abbastanza, con una scenografia abbastanza complessa, devo dire, questa lunga carrellata, e che questo lip dub usa un particolare verso la fine, che è questa telecamera che a un certo punto si alza in volo. Noi abbiamo dato la possibilità di fare un montaggio solamente e quindi di avere un taglio solamente all'interno del lip dub, e loro hanno utilizzato questi in questo modo. Sì, beh, certo. era un concorso con un regolamento, per cui bisognava anche rimanere all'interno di giustamente. determinati parametri. E quindi loro hanno fatto, questo era un po' la cosa simpatica di questo. Che li ha fatti un po' differenziare. Che li ha fatti un po' E differenziare. allora chiediamo a Ruggero di vedere un minuto e mezzo intanto di questo primo lip dub dei ragazzi di Montegalda. Montegalda, sì. I sogni son desideri, sogni di rock and roll, sogni di rock and roll. I have a dream that one day on the red hill Un milione di sogni da inseguire, 10.000 desideri da esaudire, 100 progetti da concretizzare, 1 miliardo di cose da fare. Il mio sogno è una scelta di vita, anche se so costerà fatica, ma sono pronto a tutto, pure a lottare per poterlo realizzare. In questo mondo bianco e nero ho bisogno di un amico vero, e con voi sempre al mio fianco sono sicuro che volerò più in alto. It's time to fly and dreaming now. Questo futuro incerto cosa riserverà, è tutto nelle nostre mani, vedrai qualcosa cambierà. It's time to fly and dreaming now. Questo futuro incerto cosa riserverà, è tutto nelle nostre. Beh, insomma, veramente bravi. Casomai chiedo a Ruggero se riesce a beccare proprio il pezzettino finale dove si vede questa immagine, se riusciamo, casomai lo vedremo, insomma, mentre chiacchieriamo. Sono stati veramente bravi. Cioè, adesso vedremo anche l'altro premiato. C'era un secondo e un primo, oppure erano pari merito? Questo che abbiamo visto è stato quello più votato sul web, perché c'è stata una votazione sul web prima della festa, e alla festa i 3 più votati sul web sono stati poi ripresentati e rivotati e votati ulteriormente. lì al momento. Esatto. Quindi, ok. E questo Quindi non è c'era- la risultato giuria il erano i vincitore. ragazzi, quindi alla Esatto, fine, sì. al Poi in realtà 100%. poi in realtà sono stati dati altri 2 premi. Esatto. Quello che vedremo adesso è uno di questi 2 premi, un premio dato appunto dalla commissione che è organizzatrice della festa, quindi in questo caso io, Luca e altre 5 persone insieme a noi, ed è stato un premio dato in collaborazione con Nest2, che è una società che si occupa proprio di sicurezza nel web, e un secondo premio dato dall'Ufficio per le comunicazioni sociali della Diocesi di Padova. E questi 2 premi sono stati 2 telecamere che sono stati dati rispettivamente a Ecco. la parrocchia di Casal Serugo e alla parrocchia di Cristo Re. Quello che abbiamo portato oltre a questo è quello della parrocchia di Casal Serugo, che ha un'altra caratteristica particolare, che è quella di essere stata girata con un obiettivo fisheye, quindi con un obiettivo largo, diciamo così, che
permette un certo tipo di effetto creato proprio dall'obiettivo, però anche la bellezza di questo lip dub è il fatto che sia anche molto preciso, nei movimenti, negli Certo, e quindi spostamenti. prevede un grande lavoro anche. Prevede un grande lavoro, ma anche una grande precisione da parte dei ragazzi stessi. E adesso lo vedremo subito, abbiamo visto l'immagine dall'alto di quest'ultimo di Monte Galda, che effettivamente è suggestiva. E, beh, io vedrei quello di Casal Serugo. di Casal Serugo, e mi viene a Castel Gandolfo, ma da un'altra parte, va bene, oggi va Lip così. dub papale. Esatto. No, farne uno in Curia potrebbe essere interessante. Potrebbe essere interessante, sì. Sì. Vediamo questo allora, che così insomma ci rendiamo anche conto delle cose che ci hai appena detto e poi rientriamo, vediamolo. Sogni di rock and roll, sogni di rock and roll. I have a dream that one day on the red hill Un milione di sogni da inseguire, 10.000 desideri da esaudire, 100 progetti da concretizzare, 1 miliardo di cose da fare. Il mio sogno è una scelta di vita, anche se so costerà fatica, ma sono pronto a tutto, pure a lottare per poterlo realizzare. In questo mondo bianco e nero ho bisogno di un amico vero, e con voi sempre al mio fianco sono sicuro che volerò più in alto. It's time to fly and dreaming now. Questo futuro incerto cosa riserverà, è tutto nelle nostre mani, vedrai qualcosa cambierà. It's time to fly and dreaming now. Questo futuro incerto cosa riserverà, è tutto nelle nostre mani, vedrai qualcosa cambierà. Mi hanno detto di non tentarci nemmeno, non ho provato a... Vabbè, veramente bravi, perché poi se si pensa che è tutta una presa diretta, quindi un continuo riprendere, veramente poi hanno girovagato dappertutto. Siete stati bravissimi, proprio, stati bravissimi, veramente. Siccome il nostro tempo sta in realtà scorrendo velocissimo, io volevo chiedervi, avete coinvolto i ragazzi con una preparazione prima, un campo scuola, l'abbiamo sentito, siete stati intuitivamente attenti a proporre tutto anche su piattaforma multimediale, perché ormai i ragazzi si raggiungono Ormai la strada così. è quella, sì. E adesso che cosa vi spetta, quindi? Adesso ci E aspetta. cosa aspetta a loro Beh, anche? intanto ci aspetta un ricordo molto vivo della festa, del quale io vorrei sottolineare il momento in cui è venuto il padre vescovo e ci ha aiutato a pregare, ed è stata una preghiera vera, proprio il coinvolgimento, anche grazie a Don Alessandro Spiezzi e Don Marco Sanevi, hanno preparato un po' loro il momento. È stato un quarto d'ora in cui veramente il palazzetto si è fermato, ma il vescovo ha trasmesso veramente un amore e un incoraggiamento forte ai giovanissimi presenti, proprio con parole anche toccanti. Quindi intanto un ricordo vivo, eccetera. E poi ci aspetta una schedeffa, chiamiamola così, cioè una scheda dei nostri sussidi formativi che produciamo ogni anno per i giovanissimi, completamente dedicata al tema dei sogni, ma sogno uguale progetto di vita, come dice l'inno, no? E attraverso il quale i giovanissimi arriveranno in qualche maniera a Natale, oggi come oggi, perché una scheda poi presenta anche più attività formative, ragionando su quelli che sono i loro sogni, alla fine insomma la loro vocazione, quelle che sono chiamati a cominciare a scoprire, quelli che sono chiamati a cominciare a mettere in pratica, perché poi i sogni
Sì, bisogna anche tradurli in realtà. Certo. ecco. Manuela, siamo davvero in chiusura, però volevo chiederti, si può essere svegliati quindi da un sogno? Può sembrare un ossimoro, in realtà è una scelta ben precisa, perché forse saranno proprio i sogni a svegliarci e a salvarci, no? A volte. Sì, infatti, quando noi abbiamo pensato al sottotitolo di questa festa che è Svegliati da un sogno, il pensiero era proprio questo. Da un lato il svegliarsi da una monotonia che a volte capita di sentire, anche che in qualche modo anche i giovanissimi potrebbero sentire, potrebbero trovarcisi dentro, ma anche farsi svegliare da un sogno più grande. Ecco, questo è l'augurio con cui noi abbiamo preparato e anche abbiamo lasciato i giovanissimi, è un augurio che facciamo a tutti loro per il cammino che quest'anno si appresteranno a compiere. Certo, e allora è l'augurio che facciamo anche noi a voi di Azione Grazie. Cattolica, a Manuela e Luca, ma a tutto il gruppo che sta poi dietro al settore giovani di AC, acpadova.it è il sito dove Esatto. puoi trovare anche tutti i link anche per rivedere le immagini, i momenti della festa, e complimenti, insomma, penso sia anche una bella soddisfazione, Grazie. ve la meritate. Grazie. Grazie per essere stati con noi, Chiacchiere e Caffè come sempre ritorna domani alle 13. Arrivederci. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight.